Allora, scorrono i titoli di coda ormai di Pordenone Legge, questa manifestazione che sicuramente ha richiamato in città centinaia, per non dire migliaia di persone. Misure straordinarie, i vigili urbani hanno fatto la loro parte, diverse le multe elevate, le stesse cose hanno fatto anche gli ausiliari del traffico, ovvero insomma, gli operatori di GSM, che giustamente hanno fatto capire che bisogna rispettare le prescrizioni, parcheggiare in maniera corretta e soprattutto entro i limiti. Se tu metti insomma 50 centesimi non puoi pretendere di parcheggiare fino al giorno successivo. La sicurezza, Raffaele Padrone, ha funzionato, o meglio, non ci sono verificati episodi tali così gravi da dire, beh insomma Pordenone è una città insicura. Allora la domanda giustamente è questa, quella che si sono poi tra le altre cose fatti in tanti, ma serviva smobilitare così tante persone? Cavalli, fantini, elicotteri, questore, vicequestore, polizia, carabinieri, artificieri, vigili del fuoco e che più ne ha più ne metta. Io, ben ritrovati innanzitutto, io direi meno male che non è successo niente, questa è la domanda che dobbiamo farci tutti quanti. Siamo contenti che la manifestazione abbia portato in città tanti autori, ma soprattutto circa 120-130 mila persone, e nonostante tutto non è successo nulla, alquanto nella città di Pordenone. Poi se nella periferia di Pordenone sono andati a rubare, questo capita sempre, no? L'abbiamo sempre detto, io l'ho sempre detto, tu puoi mettere una macchina della polizia, dei carabinieri in ogni via, può succedere qualsiasi altra cosa in un altro posto. Quindi io invece sarei contento di dire meno male ha funzionato questo sistema di sicurezza, ma torno a dire, ribadisco, l'abbiamo detto sabato per chi magari non ci ha ascoltato, questo numero di poliziotti che sono arrivati veramente da fuori dalla nostra regione, perché il reparto cavallo arrivava da Torino, sì, quindi non è che arrivava da Udine. Il servizio di antiterrorismo dei UOPIS arrivava da Trieste, Padova con le sue macchine. Qua abbiamo salutato per tutti e grandi piccini. Anche perché la collega si chiamava Raffaella, insomma bisogna tanto di cappello. Il collega si chiamava la collega. Il collega non me ne ricordo, ho chiesto solo la collega. Comunque al di là di quello che adesso oggi possiamo anche sorridere su determinate cose, sono tutte disposizioni che, ripeto, non nascono dal questore, se non dal questore nell'applicazione di quella che è l'ultima normativa, l'ultima circolare del 18 luglio di quest'anno, che supera tutte quelle dal 2017, dal 7 giugno, come ripeto quello che ho detto sabato, che si sono emanate via via fino al 18 luglio. Quindi l'ultima del prefetto Piantedosi dice che bisogna fare così la manifestazione, bisogna mettere in piazza questa situazione, una situazione che ormai, ho sentito Colbertarlo prima, che parte dalla situazione sociale, dai cambiamenti sociali che ci sono stati in questi anni. Una volta non c'era bisogno di queste normative, di queste applicazioni, di questa polizia in strada. Ribadiamo il concetto che qualcuno poi ha parlato addirittura di poliziotti in più a Pordenone, e l'ho detto all'inizio in premessa, non c'è nessun poliziotto in più a Pordenone, siamo in grave deficit, nonostante nello scorso anno siano arrivate 15 persone, oggi abbiamo una mancanza già di 10 e nel 2019 sono 23 le persone che per raggiunti i limiti di età lasceranno il servizio. Quindi la situazione pordenonese delle forze di polizia è veramente grave e bisognerà cominciare a pensarci. Come? Bisognerà intervenire, sicuramente il questore lo farà perché di sua competenza, il prefetto lo farà perché di competenza, ma io personalmente chiedo aiuto anche alla Regione di questa cosa. Perché? Perché la base triennale è già stata fatta e Pordenone non vede ricevere per i prossimi 3 anni personale, e allora si dovrà spronare questo programma triennale e andare a lavorare su questo, perché per dare a
Pordenone e ai cittadini che meritano una città tranquilla e serena, come nella manifestazione che c'è stata. Ecco, non tutte le manifestazioni, ma solo quelle a livello internazionale dovranno assumere questa quantità di persone, questo è vero, ma attenzione che i nostri colleghi dagli uffici dovranno chiudere l'ufficio, chiudere il lavoro di quella settimana e andare in strada, cioè ecco, questo è l'unico costo, no? Perché poi il lavoro di quel collega non lo fa nessuno. Quindi il collega, se chiude l'ufficio per andare in piazza, benissimo, ma poi qualcuno magari potrebbe venire a lamentarsi che magari il rilascio dei passaporti e delle licenze di caccia sono rallentate e quindi magari troveremo una protesta sui giornali. No? Ecco, invece, dottor Padrone, la interrompo invece prego. un attimo, poi ne parleremo anche con un amministratore, con un politico di questa proposta della NAIA, la leva obbligatoria. Certo, lei è favorevole a questo? Certo, e soprattutto ho detto già proprio da questi teleschermi che dovevo incontrare assolutamente il nostro coordinatore regionale, l'onorevole Fedriga, perché comunque è onorevole Fedriga, perché dovremo pensare di poter fare, come fu fatto negli anni '80, un reclutamento magari a livello regionale, cioè solo per la regione Friuli Venezia Giulia. Adesso io guardavo, leggevo anche il nuovo decreto di Salvini, bene, speriamo, perché con questi 83, lui dice con questi 83.000 uomini, magari 83.000 arrivi in meno di profughi, vorrebbe investire, è stato decretato, è stato accettato dal Consiglio dei Ministri, 1,5 miliardi credo che sia la quota sulla sicurezza, cioè non su 350 milioni verranno utilizzati per la sicurezza, ma anche dove, a parte l'acquisto di mezzi, un arruolamento di 10.000 uomini. Tanto di cappello al ministro Salvini, perché? Perché ne mancano 23.000 solo in polizia. Quindi mi auguro e auspico insomma, che questo decreto prenda in velocità, perché ripeto, se oggi si inizia un corso, domani mattina iniziamo le previsioni di fare un corso, per avere quel poliziotto in strada passano 3 anni. Quindi è meglio cioè, tra l'accertamento, tra il decreto, non meno di 3 anni, tra il corso, tra le valutazioni, non meno di 3 anni, quindi dovremo accelerare, perché in 3 anni, ogni anno vanno in pensione oltre 2.000 uomini, facciamo subito i calcoli. Se la matematica è un'opinione, diceva qualcuno. Meglio prevenire che curare. Grazie, ci vediamo la settimana prossima con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Intanto ieri si è celebrata per la prima volta in Italia la giornata nazionale del veicolo d'epoca